Cari amici di Pronto e Servito, bentornati! Io sono Angelo e oggi vedremo come preparare nelle nostre case, con pochi ingredienti e semplici passaggi, un buonissimo e cremoso semifreddo a caffè. Con questa ricetta otterrete un dessert fresco e goloso, ideale per concludere un buon pasto estivo. Quindi allacciate i grembiuli che iniziamo! Ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso schiacciando il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso possiamo iniziare. Come prima cosa prepariamo il composto al caffè. Per realizzarlo ci occorreranno 100 g di zucchero, 3 cucchiaini di caffè solubile, 20 g di miele e infine 3 tazzine di caffè. Il caffè va inserito bello caldo, affinché sia lo zucchero che il caffè solubile si sciolgano facilmente. A questo punto mescoliamo fino a sciogliere tutti gli ingredienti. Dopodiché metteremo da parte il composto appena preparato. Ora in una ciotola dai bordi alti inseriamo 250 g di mascarpone freddo. Deve essere appena uscito dal frigorifero. E lo lavoriamo velocemente con le fruste elettriche. Lasciando le fruste elettriche in funzione, aggiungiamo anche 500 ml di panna fresca non zuccherata e continuiamo a lavorare il tutto fino ad ottenere un composto cremoso. Quando avremo ottenuto questa consistenza, potremo aggiungere il composto di caffè a poco, continuando a lavorare il tutto con le fruste. E ora il composto è pronto per essere trasferito in uno stampo da plum cake. Io ne sto utilizzando uno in silicone di circa 30 cm x 10. Inserisco a questo punto un primo strato di crema al caffè e lo livello. Ora per rendere il tutto più goloso possiamo aggiungere anche uno strato di savoiardi, che bagno prima leggermente in un po' di latte e caffè. Ora possiamo aggiungere un altro strato di crema al caffè. Qualche cucchiaio di crema al caffè la terrò da parte per fare delle decorazioni finali con la sac à poche. E infine aggiungiamo uno strato finale di savoiardi. Ora non ci resta che ricoprire lo stampo con la crema al caffè fino al livello. Riponiamo ora in freezer il semifreddo per almeno 6 ore, meglio tutta la notte. Lo usciremo poi dal freezer 15 minuti prima di essere servito. Uscita dal freezer la decoriamo con dei ciuffetti di crema al caffè che c'era avanzata. E infine aggiungiamo qualche goccia di cioccolato. E ora il semifreddo a caffè è pronto per essere gustato. Pronto? E servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.